Mandi a Duc e benvenuti in queste nuove puntate di Udin par Furlan.eu, le trasmissioni in Furlan dal comune di Udin. Voi o signi in centri a Udin per le Gnot Blanche, una manifestazione che clama ad un piccoli e grands. Le presente le assessore Antonella Nonino. Il comune di Udin all'organizza le Gnot Blanche anche perché ritiene un evore importante utilizzare le culture, le voe di vele int per promuovere le città in stretta collaborazione con i commercianti. Questo è sempre stato l'obiettivo dall'assessor Venanzi e di tutte le amministrazioni comunali. Anche quest'anno il comune di Udin ha voluto riempire le città anche di Gnot. Un gruppo di attività per tutte le famiglie, a cominciare dai frus e fino anche alle possibilità magari di vio di un museo o casa Cavazzini come non l'ho mai veduto di Gnot. Io di sicuro il stesso cor, ma un'altra musica, un'altra storia di contare. Queste possibilità sono vissute da bande del comune di Udin come un'uffiarte per vedere tante int a Udin, anche da state, o sapete che tante persone si fermano a Udin anche per il piacere delle attività che Podin proponi e così anche per vivere e rivitalizzare il centro dal mese di lui. Ho veduto già del 6 di sera dal Vinars di Vinas passate le attività Spy Frus, a cominciare di Place Venerio e via Mercato Vecchio. Tu sai secodis e vegni nuca di ogni paese. Da stadio si chiatin, tribune curva nord e pianti di 100 anni di storia, Coppa UEFA Champions League. Ale Udin. Quest'anno le novità con il nuovo allenatore, le presentazioni delle nuove squadre di ballon dall'Udinese Calcio in Place Libertat. Con tempo per per toto, vinciuto dall'Uni, Udin di comune fan, del Tolimi dall'C. Simbolo di Furlanie, vai Furnas che non vivi in ca. Anche tu passi in UEFA, non basta la voce pas per là. Sapete, le notti bianche sono le notti di San Pietroburgo, quelle dove non tramonta mai il sole, e pensavo appunto proprio che ci siamo incontrati con lo Zenit, no, di San Pietroburgo, quindi abbiamo così qualche cosa così che ci ricorda l'Europa. Il Furlan ha un pues di riguard in Gnot Blanche, in fuarce alle dirette di Radio Onde Furlane e al concerto dai Carnicats, le più famose band di hip hop in Lenghe. La musica che faccio in Red Army penso che avete la cifra comune di musica che viene dal basso, di musica che viene dalla provincia, che quindi come la provincia è sincera, scletta, a tabare la sua roba che sono attori dalla realtà, non di stereotipos. Non viaggiamo sui stereotipi, si viaggiamo sulla verità, sulla roba vera. Ognuno scrive, c'è che passa, ognuno scrive, c'è che pensa, ognuno scrive, c'è che aiuta, attori di sé. E non vi bisogna dal stereotipo perché istinci rendi portare davanti a questa roba qui, la voce dalla provincia, la voce dalla che sta d'ogni di te.
comune è contento di fare queste iniziative, un'altra maniera per vivere Udin, ma sempre all'insegna del buon giuc, pai frus e delle buone culture dell'ottimo livello culturale di queste città. E anche per queste puntate alle dut. Si viodin l'Ancalven, mandi a duc.